Non intendiamo noi dell'Italia dei Valori tirare per la giacchetta a Bersani, intendiamo portare avanti il nostro programma di governo, che è un programma che dia maggiore equità e dignità sociale alle fasce sociali più deboli, e in questo senso ci auguriamo che Bersani, vincitore delle primarie, anche con l'aiuto dell'Italia dei Valori, possa ora portare avanti un progetto politico alternativo al governo Monti. Altrimenti noi dell'Italia dei Valori, insieme a tutti coloro che non si riconoscono in queste politiche ragionieristiche e di grande divaricazione sociale, riusciremo a trovare un punto di incontro e di sintesi per proporre un'alternativa al Paese. L'Italia dei Valori ha rispettato e partecipato a queste primarie, che vogliamo siano non solo per individuare chi è il candidato premier, ma soprattutto quale politica intende portare avanti. E per questa ragione noi possiamo annunciare che siamo arrivati quasi alle 500.000 firme necessarie sui referendum e ci aspettiamo ora che il candidato premier prenda una posizione decisa da che parte stare. In continuità con le politiche di Monti ci vedrà costruire un'alternativa, un polo alternativo alle politiche del governo Monti. In alternativa al governo Monti ci vedrà vicini appunto per costruire un programma di governo che pensi più a tutti i cittadini, non soltanto a quelli che già stanno bene, che magari non pagano le tasse, che magari fanno i finanzieri alle spalle della povera gente.